Se permettete, essendo di casa, faccio due parole. Innanzitutto buonasera. Cosa dire? Possiamo ritenerci fortunati come comuni di Regine Lago e di Tarzo perché abbiamo un'associazione che non solo è presente nel territorio, che non è così scontato, ma addirittura quando succedono emergenze sono loro i primi a chiamarci per rendersi disponibili. Quindi a voi innanzitutto e per primi va il mio grazie. Per quanto riguarda questa giornata è giusto dare i meriti a chi li ha. Io ho organizzato solo la cerimonia insieme al presidente Luca Fagro, che è anche un amico, mentre il coinvolgimento del gruppo Alto Trevigiano Servizi per arrivare a completare l'operazione e quindi acquistare l'automezzo è un'idea che è venuta al mio collega Vincenzo, quindi grazie anche a Vincenzo e ovviamente grazie anche ad ATS. Luca, mi permetto di aggiungere due cose a quanto detto da te. Squadra che conta, parte con un antincendio boschivo, poi per 2000 è iscritta alla protezione civile, 30 iscritti, molti partecipanti perché generalmente vedo sempre che circa anche a volte oltre una ventina di persone che dedicano il loro tempo per il territorio gratuitamente. E diciamo anche una cosa che come anche eventi, lasciando stare i meriti di informazione, ma nonostante siamo da oltre un anno e mezzo in un periodo emergenziale a causa pandemia, comunque questi signori hanno organizzato eventi tipo nel territorio, quindi esercitazioni, e ne ho contate circa 4 in questo ultimo anno e mezzo. Se calcolate che alcuni mesi li abbiamo fatti praticamente chiusi, questo è un maggior titolo che gli appartiene e chi appartiene a Luca, perché siete anche stati coraggiosi, perché quando ci sono delle difficoltà bisogna anche andare oltre e guardare avanti e non stare statici, fermi lì a guardare. Non direi che mi posso anche fermare qui. L'ultima cosa, da un paio d'anni il nostro presidente Fabio Luca è diventato anche referente per l'intera zona 2, che Paolo praticamente è la zona nostra che comprende 10 comuni partendo da Cappella Maggiore per arrivare fino a Valdoviavene. Quindi durante il reperimento delle mascherine che l'anno scorso, marzo più che altro scarseggiavano, i nostri volontari di protezione civile andavano in sede provinciale a Treviso e portavano qui le mascherine anche per gli altri comuni. Poi qui venivano raggiunti dalle altre associazioni di protezione civile e dai gruppi che a loro volta poi le distribuivano nei propri territori. Grazie, siete un supporto alle amministrazioni e vedendo anche il tempo che ormai è passato, non ci sono più le stagioni e tutto quanto, purtroppo eventi atmosferici ne succedono sempre più spesso e siete sempre presenti e intervenite subito. Grazie, non aggiungo altro. Ovviamente grazie anche alla Regione Veneto con l'assessore Giampaolo Boccaccini e al gruppo ATS Alto Trevigiano Servizi, qui rappresentato da Pierpaolo Florian in qualità di amministratore delegato. Grazie mille.